Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Apriamo con una notizia che riguarda l'economia che potrebbe avere gravi conseguenze in seguito al crack della Silicon Valley Bank. Vedete il titolo del Corriere: le borse d'Europa sprofondano, Piazza Affari cede il 4%, tonfo delle banche, fallimenti e salvataggi. Cosa può succedere? Cercheremo di sentire la voce degli esperti per darvi delle notizie precise e attendibili. Parleremo anche della questione dei migranti, un altro naufragio al largo della Libia, purtroppo altri morti, e in Veneto si aggrava la situazione della siccità. Il presidente Zaia ha deciso di emanare una ordinanza per razionare l'uso dell'acqua. L'appello dei cittadini ad evitare ogni spreco, che è arrivato anche ieri dal governatore che era in visita alla fiera di San Gregorio. Vediamo. Razionamento dell'acqua e non in piena estate, ma già a marzo. Quella che sembrava un'ipotesi diventa ogni giorno che passa una probabilità sempre più concreta. Lo afferma il presidente della Regione Veneto, annunciando che a breve la grave situazione di carenza costringerà alla firma di un'ordinanza che limita l'uso della risorsa idrica. A me spiace perché poi quando firmo c'è sempre qualcuno che ha delle limitazioni, però noi non possiamo più permetterci di sprecare acqua. Siamo in una situazione assolutamente tragica, problematica, e penso che il tema del razionamento sia un tema che si sta avvicinando sempre di più. Di qui l'appello ai cittadini a risparmiare l'acqua evitando gli sprechi. La mancanza di pioggia sta mettendo a dura prova il territorio, specie l'economia agricola, e l'estate potrebbe essere davvero critica non solo per l'irrigazione ma anche per l'approvvigionamento di acqua potabile. La neve è stata poca ed i laghi di montagna sono in forte carenza, per non parlare delle falde ai minimi storici. Sul fronte degli interventi sul medio e lungo termine si discute da mesi della realizzazione di invasi per raccogliere e di immagazzinare l'acqua piovana. La Regione ha già fatto una delibera di giunta definendo quali sono i siti che possono essere destinati a questo scopo. E le problematiche sono fondamentalmente due. Una è il reperimento delle risorse, perché è un piano che vale parecchi soldi, e l'altro è quello della semplificazione normativa, perché con le leggi attuali realizzare questi invasi diventa, non dico impossibile, ma molto difficile. Quindi noi ci aspettiamo da Roma sia dei finanziamenti cospicui, un piano Marshall come l'ha definito il presidente Zaia, e dall'altra parte anche una semplificazione normativa per poter farlo in tempi ragionevoli. Tra poco andremo a Venezia, dove c'è stato un pestaggio, ancora violenze giovanili e poi anche una rissa a Venezia, pestaggio a Mestre e la rissa a Venezia. Tra poco avremo Ilaria Marchiori, ma andiamo avanti con la siccità, vediamo cosa stanno decidendo, cosa hanno deciso di fare i sindaci di comuni che sono molto penalizzati per il fatto che non piove ormai da mesi. Vediamo. Non piove, le culture stanno già soffrendo, l'agricoltura è in ginocchio, le previsioni tra l'altro non sono buone, e soprattutto come consorzio di bonifica Acque Risorgive io rappresento i 53 sindaci che ne fanno parte. Stiamo pensando a misure straordinarie. Bisogna cominciare a portare avanti il piano laghetti, però contemporaneamente bisogna cominciare a pensare a razionalizzare. Mancano 10 giorni alla primavera e già buona parte dei sindaci, non solo della Marca, è pronta a correre ai ripari. La parola razionalizzazione non è più un tabù. Purtroppo bisognerà anche attuare delle ordinanze, adesso capiamo come andranno le prossime settimane, però bisognerà cominciare a vietare l'utilizzo dell'acqua per certi usi, ad esempio per irrigare il giardino o questioni non di primaria importanza. Quindi si comincia la lavaggio macchine, tutte quelle misure che di solito arrivano a giugno-luglio. Esatto, probabilmente sì, se continua così si dovrà anticipare questa cosa. Contemporaneamente gli stessi primi cittadini, soprattutto all'interno dei consorzi di bonifica, stanno premendo per la realizzazione di opere. Sprecare acqua anche per le finalità irrigue non è più consentito.
Sono lavori lunghi, naturalmente ci vorrà tempo, ma bisogna cominciare a fare investimenti per creare invasi dove immagazzinare l'acqua e poi investimenti importanti come quelli ad esempio che sta facendo il Consorzio di Bonifica Piave, ma non solo, e cioè investimenti sul sistema di irrigazione dove vengono eliminati gli sperperi, il sistema a scorrimento, ma vengono utilizzati sistemi più moderni e tecnologici che risparmiano la risorsa idrica. Allora andiamo in diretta a Mestre da Ilaria Marchiori per un pestaggio avvenuto nei giardinetti a Mestre e anche per una rissa con inseguimento di un ragazzo in Campo Santa Margherita a Venezia. A te la linea, Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo, come vedete qui alle mie spalle, nei giardinetti di via Tasso a Mestre, una laterale di Corso del Popolo, una delle vie principali di Mestre. Bene, c'è stato un altro pestaggio, un'altra aggressione che è avvenuta ieri poco dopo le 13. 5 cittadini di origine nordafricana hanno pestato un cittadino bengalese, si sono scagliati proprio contro di lui, un giovane bengalese, l'hanno scaraventato a terra e l'hanno preso a pugni, schiaffi e spintoni. I motivi all'origine di questa ennesima rissa ancora non si conoscono, anche perché alcuni residenti che hanno assistito a questa scena hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Quando gli agenti di polizia sono giunti sul posto erano già tutti scappati, sia gli aggressori che l'aggredito, e quindi ancora non si è riusciti a capire i motivi di questa rissa, di questa ennesima aggressione. In realtà c'è da dire che ovviamente sappiamo che gli episodi succedono con frequenza in quella che è la zona ormai famosa di Via Piave, e per quanto riguarda invece lo spaccio, questo finora non era stato considerato uno di quei parchi proprio come punto di spaccio, semmai forse come un punto più utilizzato, diciamo, dai consumatori di stupefacente. Qui insieme a me, prego solo di accomodarsi, c'è uno dei cittadini più attivi, uno dei mestrini più attivi proprio nella lotta allo spaccio, al degrado, alla mancanza di sicurezza qui a Mestre. Qui insieme a me c'è appunto Claudio Peris, che più volte ci ha fornito anche parecchi video visti proprio dalla sua finestra, in quanto residente nella zona, diciamo, di Via Piave, di risse e pestaggi sul generis. Anche insomma una settimana fa ne abbiamo vista una proprio nei giardinetti di Via Piave. Peris, che si sta, secondo lei che cosa è successo? Si sta un po' spostando? Lei che cosa pensa? Io credo che ormai c'è una lotta fra le varie etnie per la spartizione del territorio. Ormai la criminalità si sta allargando non solo alla zona del quartiere Via Piave, ma a tutto il resto della città. E in alcuni casi alcune, diciamo, di queste etnie si sono alleate anni fa. Tanto per dare l'idea, i giardinetti di Via Piave, il muretto era il confine tra la zona di spaccio dei nigeriani e quella dei magrebini. Poi negli anni successivi, dopo la famosa retata del 2018, c'è stato, sembra, un accordo per cui convivono pacificamente. Altre zone della città come questa sono state invece lasciate ad altre etnie come i bengalesi. Qual è il problema? Che con lo spostarsi, anche con l'intervento delle forze dell'ordine, molte di queste etnie si sono diffuse in zone che non erano di loro appartenenza. Ecco perché gli scontri, ecco perché gli accoltellamenti. A volte fra di loro ci sono degli accordi per cui se io trovo il cliente, tu che fornisci la droga mi devi dare una percentuale. Eris, secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Perché di incontri ce ne sono stati tanti, poi c'è stata la manifestazione del 24 cui hanno preso parte migliaia di cittadini. Qualcosa si sta facendo, i cittadini si fanno sentire, dalla sua anche il comune sta cercando di agire in qualche modo, anche se il sindaco ha più volte ribadito la necessità di un cambio di leggi. Secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Io credo che senza il coinvolgimento di noi cittadini
delle forze dell'ordine, delle forze sociali del territorio, non si possa risolvere il problema. Prima di tutto bisognerebbe che il sindaco, il prefetto, il questore incontrassero noi cittadini, perché possiamo spiegare le dinamiche, le cose positive fatte dalle forze dell'ordine, ma anche le cose che non funzionano. Per esempio assistiamo a un apparente non coordinamento tra le forze dell'ordine. Vediamo dei presidi, per esempio ai giardinetti di Via Piave dei Carabinieri come ieri, però altre zone rimangono praticamente sguarnite. Occorrerebbe un coordinamento tra le forze dell'ordine come c'è stato nel passato, con un presidio del territorio contemporaneo in vari punti, con delle forze dell'ordine sotto copertura, in modo da riuscire ad avere un controllo quasi globale, altrimenti se noi sorvegliamo una zona gli spacciatori si spostano dall'altra. Però il problema va affrontato anche da un altro punto di vista, da quello della droga, cioè bisognerebbe che il drop-in e tutti i SER si coordinassero per una presenza sul territorio. Ci sono troppi giovani che si siedono sui gradini delle nostre città, dei nostri giardini, delle nostre case, nei garage, tutti i giorni, a tutte le ore del giorno, e si devono fare la dose di droga, perché la crisi di astinenza per loro è un dolore immenso. Per cui anche su questo punto bisogna creare una rete di attenzione, una rete di solidarietà, e io direi anche, c'è un terzo punto, bisognerebbe creare delle offerte di lavoro, cioè bisognerebbe adire queste persone, a questi anche stranieri, se non si riesce a dare una possibilità di alternativa, loro continueranno a spacciare sempre. Grazie Claudio Peris, queste in realtà sono le richieste che vengono fatte ormai da tantissimo tempo da parte dei cittadini, dei residenti, di chi si scontra con questi episodi quasi quotidianamente, quindi si spera che in qualche modo vengano prese in considerazione. Tra l'altro è stato proprio un weekend caldo, perché quello che è accaduto qui in Via Tasso non è stato l'unico episodio, ci spostiamo infatti anche a Venezia, in centro storico, dove c'è stato un inseguimento in campo Santa Margherita, una delle zone della Movida. Una ventina di ragazzi con un Rottweiler si sono messi a rincorrere un altro ragazzo. È successo intorno all'1 di notte tra sabato e domenica. Un residente che stava dormendo ha raccontato di aver sentito queste urla e poi di essersi affacciato alla finestra e di aver visto questo ragazzo che era vestito di bianco rincorso da una ventina di persone, addirittura questo Rottweiler, e lo volevano prendere. Poi alla fine il ragazzo pare si sia salvato trovando riparo in un locale. Ecco, quindi non solo in terraferma ma anche a Venezia città succedono questi episodi, come ad esempio questo inseguimento avvenuto in campo Santa Margherita. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori da Mestre. Violenza senza fine in tutte le province, anche a Vicenza, risse, aggressioni, e ci sono stati dei controlli questa notte nelle zone in cui questi episodi si verificano con maggiore intensità. Vediamo. Intensificati i controlli nel fine settimana, mirati in modo particolare a prevenire le risse tra giovani. Tendenza emersa in città qualche settimana fa, quando un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali minorenni, dandosi appuntamento sui social, si era incontrato sul tetto di un centro commerciale di Vicenza, mettendo poi sul web le immagini della rissa. È su questo fronte che la polizia, nei pomeriggi di sabato e domenica, ha effettuato specifici servizi in alcuni centri commerciali, in uno dei quali, nel parcheggio sopraelevato, sono stati identificati 30 giovanissimi che alla vista delle auto della polizia hanno cercato di allontanarsi. Ma le attività dei servizi interforze si sono concentrate più in generale nelle aree di aggregazione del centro storico. Venerdì sera le pattuglie sono intervenute in Contrada San Biagio per un'aggressione a pugni e spintoni da parte di 2 giovani nei confronti di un coetaneo. Controlli estesi anche alle zone calde della città, che hanno portato ad emettere 5 fogli di via nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, 3 ordini di allontanamento nei confronti di cittadini extracomunitari che dovranno lasciare l'Italia entro 7 giorni e 4 avvisi orali nei confronti di altrettanti pregiudicati.
Adesso andiamo a Piavondi Oderzo da Daniela Sizia, perché i banditi hanno fatto saltare la cassa continua di un supermercato. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Vi faccio vedere immediatamente la deflagrazione. Come vedete ha causato danni anche alla struttura, ha divelto completamente la cassa. Una parte la vedete qua a terra, poi c'è un altro pezzo della cassa continua che si trova qui vicino ai carrelli, ma la cosa più spaventosa sono le due parti esterne della cassa continua. Non so se la Nicoletta riesce a seguirmi, perché sono volati letteralmente a 100 metri di distanza, sono arrivati là in fondo, vicino a quella ringhiera. Addirittura una parte si è fermata sulla ringhiera, per fortuna diciamo, perché se non ci fosse stata la ringhiera avrebbe potuto addirittura andare in mezzo alla strada e provocare anche un incidente. Un boato fortissimo intorno alle 2, ci dicono i cittadini, a 2:30, ovviamente boato che è stato sentito dalle case che ci sono di cittadini. Un incidente stradale, forti invece che c'è all'interno di questo piazzale, ovviamente malviventi che avevano parcheggiato la macchina, poi hanno scavalcato la ringhiera e sono entrati, dopo la deflagrazione sono entrati, dicono 4-5 persone con la pila e sono entrati, hanno utilizzato molto probabilmente del gas. Dopo questa deflagrazione imponente hanno recuperato tutti i soldi che potevano e sono fuggiti. Ovviamente immediata sono stati la chiamata al 112, sul posto sono arrivati subito i carabinieri, fra l'altro sono arrivati anche questa mattina per continuare le indagini. Una parte dei militari, una parte che è stata persa dai malviventi mentre fuggivano da questo che dire, sono indagini ora alla ricerca adesso i carabinieri di questi malviventi, sicuramente specializzati in questo tipo di colpi. La gente ci racconta, abbiamo davvero preso paura perché abbiamo sentito un botto immenso. Una signora ha detto: è uscito il mio compagno, sono usciti i miei suoceri, la bambina si è svegliata, siamo usciti tutti e poi ci siamo accorti che in realtà qualcosa non andava, perché c'erano questi movimenti con queste persone che continuavano a girare e andare avanti e indietro per questo piazzale. Il bottino è da quantificare, una parte, come vi dicevo, è stata recuperata, l'altra ovviamente da quantificare. Il direttore questa mattina si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia e anche i danni, perché avete visto, insomma, i danni anche alla struttura. È tutto, direttore. La linea allo studio. La linea purtroppo disturbata, grazie a Daniela Sizia. La magistratura ha ordinato il sequestro del caschetto di protezione di Edoardo Zattin, che è il 18enne colpito da emorragia cerebrale dopo un incontro di box. Vediamo. Era adeguato alla tipologia di allenamento e omologato il caschetto da box in dotazione al 18enne Edoardo Zattin nella sera fatale del 22 febbraio, quando è stato colto da malore nella palestra di Monselice dove si stava allenando? A queste domande dovranno rispondere le perizie disposte sulla protezione da parte della Procura di Padova, che indaga per omicidio colposo sulla morte del giovane atleta. Edoardo Zattin, dopo il malore, era stato immediatamente soccorso ed è morto dopo 2 giorni di ricovero in ospedale a Padova a causa di un'emorragia subdurale dovuta a un forte trauma, secondo i risultati dell'autopsia, il cui rapporto finale sarà disponibile tra 60 giorni. C'è stato un intervento dei Vigili del Fuoco di Venezia intorno alle 3 della scorsa notte in via Marin Sanudo a Marcon per l'incendio di un box garage nel seminterrato di un condominio. È stato lievemente intossicato un uomo che è stato subito soccorso, evacuato precauzionalmente l'intero stabile, che è stato evacuato, composto da 23 appartamenti
I vigili del fuoco arrivati da Mestre e Mira con 2 autopompe, 2 autobotti, coordinati da funzionari di guardia e caposervizio, hanno spento le fiamme e arieggiato i locali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza che hanno permesso il rientro negli appartamenti dei condomini. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ancora in corso le ultime verifiche tecniche di sopralluogo delle squadre, ripeto, un solo intossicato. C'è stato un grave incidente stradale nell'Alta Padovana a Silvelle di Trebaseleghe, un'auto è uscita di strada e un 23enne ora è ricoverato a Padova in gravi condizioni. Una doppia curva, l'auto che finisce dentro il canale che costeggia la strada e il ragazzo alla guida, un 23enne del posto, che finisce all'ospedale in gravi condizioni. È accaduto a Silvelle di Trebaseleghe con l'automobile uscita di strada da sola per causa in corso di accertamento da parte della Postale di Padova che ha eseguito i rilievi. Ai pompieri arrivati dal distaccamento di Cittadella e Castelfranco si è presentata una scena complicata con l'auto schiacciata alla base di un albero, hanno messo in sicurezza la Fiat 500 ed estratto l'autista rimasto incastrato al posto di guida. Il giovane è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasportato in elicottero all'ospedale di Padova. Le forze dell'ordine hanno deviato il traffico e le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Dopo la veglia funebre di ieri sera, oggi in Duomo ad Oderzo ai funerali di Barbara Brotto, la 17enne morta poco più di una settimana fa a Gorgo al Monticano. Sabato ci sono stati i funerali dell'amica Eralda Spaillari a Ponte di Piave. Le esequie saranno celebrate nel pomeriggio alle 15 dal vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo. Con lui saranno presenti diversi sacerdoti dell'Opitergino. Barbara lascia la mamma Gabriella, con cui viveva in un appartamento a Rustignè. Ieri sera, durante la veglia in Duomo, la lettera letta da un'amica: è impossibile descrivere il dolore che stiamo provando in questo momento, ha detto l'amica, sei andata via troppo presto, prima che tu potessi davvero vivere. Resta aperta l'inchiesta per omicidio stradale a carico dei 2 giovani che guidavano la potente BMW su cui c'erano le 2 ragazze e la Polo che sono entrati in collisione, a quanto sembra, durante un sorpasso azzardato. Ancora cronaca, soliti furti anche all'interno delle chiese. Un uomo che ha rubato dalla cassetta delle offerte nella Basilica del Santo è stato individuato e denunciato. I poliziotti l'hanno scoperto perché in Riviera Businello stava scaraventando a terra i cestini dell'immondizia. È stato individuato e denunciato il ladro che nei giorni scorsi aveva rubato le offerte nella Basilica di Sant'Antonio. Si tratta di un 56enne con numerosi precedenti e già destinatario di un provvedimento di avviso orale del questore di Venezia. L'uomo era visibilmente agitato e così gli agenti si sono fermati e lo hanno controllato. Nelle tasche del suo giaccone c'erano banconote stropicciate, numerose monetine sporche di colla, di nastro adesivo. Nella sua borsa invece cacciaviti, pinza, forbici, taglierino e una torcia, insomma tutto l'occorrente del ladro di offerte. Vista poi la quantità di monetine trovate nelle sue tasche, i poliziotti avevano capito che erano frutto di qualche furto avvenuto nelle chiese nelle vicinanze. L'uomo aveva cominciato anche ad inveire e a pronunciare frasi sconnesse contro Sant'Antonio. I poliziotti allora hanno allertato il personale di vigilanza della Basilica, che lo hanno riconosciuto come abituale frequentatore. Sabato mattina era stato notato aggirarsi nelle vicinanze delle cassette delle offerte dei fedeli, da dove erano sparite numerose banconote e monete. Ad incastrarlo definitivamente anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il 56enne è stato così denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. 28.000 morti annegati nel Mediterraneo negli ultimi 10 anni e si parla di migranti soltanto adesso. Noi ne parliamo da 10 anni a questa parte. Adesso, siccome c'è un governo probabilmente di centrodestra, la sinistra, il centro-sinistra si scatena e si accorge che la questione dei migranti è grave ed è sempre più grave. Pensate che sono previsti 650.000 arrivi dalla Libia nei mesi estivi e quindi sarà una vera e propria invasione. Ne ha parlato ieri Elly Schlein alla sua prima prova da segretaria del Partito Democratico. Sentiamo cosa ha detto. Sentiamo. Però guardate, non potevo non
chiudere con un elemento che forse, essendo qui a discutere, non tutti hanno potuto vedere e che è per noi di grande dolore, perché le notizie che ci arrivano sono quelle di un nuovo naufragio in cui sarebbero annegate purtroppo altre persone. Guardate, le notizie la voglio leggere per come io l'ho ricevuta, perché si dice che questa barca a largo della Libia aveva chiamato il centro di soccorso, ma il centro di soccorso sostanzialmente ha ritenuto di dire che si coordinasse con la Guardia Costiera libica. Torno a ribadire che questa è una vergogna per l'Italia ed è una vergogna per l'Europa. E non possiamo più vedere il Mediterraneo, il nostro straordinario mare che ci mette in connessione con i paesi che stanno sull'altra sponda, la centralità di questo nostro Mediterraneo ridotta a un grande cimitero a cielo aperto. Quindi vorrei che davvero in chiusura facessimo un minuto di silenzio per queste ulteriori vittime che purtroppo di oggi ci sono arrivate le notizie in queste ore. Grazie. Ci sono arrivate le notizie in queste ore, indignazione, rabbia dappertutto, ma ripeto, sono anni che i migranti partono e annegano. Sentiamo cosa dicono i bassanesi al microfono di Alex Giuliano, vediamo. Abbiamo ancora tutti negli occhi le drammatiche immagini di Cutro e di una pagina di cronaca che ha segnato non solo le coscienze ma anche la sensibilità di tutti quanti. Il tema dei migranti e degli sbarchi è un tema di strettissima attualità. Noi l'abbiamo chiesto ai cittadini di Bassano, abbiamo rivolto loro una domanda: è davvero un'emergenza l'arrivo di così tanti stranieri sul nostro territorio? È davvero un paese, il nostro, che è abbandonato, tra virgolette, dall'Europa? Qual è il punto di vista dei cittadini su questa tematica? Ascoltiamoli. Io 50 anni fa ho fatto 40.000 chilometri in Africa in automobile, partendo da Bassano, Città del Capo e ritorno. Quando sono tornato qua 50 anni fa non c'erano tutte queste informazioni, tutti mi chiedevano l'Africa. Ho detto Africa addio. E oggi ci spaventiamo per 50, 30, 40, 50.000 migranti, e invece il problema è molto più gigantesco, perché l'Africa ha raggiunto quasi 1,5 miliardi di abitanti e qui si tratta che sono pronti per partire, non dico nel giro di 6 mesi, ma qui andiamo sui 100 milioni che vogliono risalire. E quindi non sarà un problema dell'Italia, sarà un problema generalizzato per tutti noi, ma anche per loro, perché è una situazione, secondo me, ingestibile. Una situazione molto, molto grave, secondo me, anche perché vediamo tutti i giorni che continuano ad arrivare sbarchi ed è difficile da gestire. I centri di accoglienza sono stracolmi, perciò ci vuole, secondo me, più solidarietà dall'Europa, cioè anche gli altri paesi, non solo l'Italia, si deve prendere carico di questa situazione così difficile. Paesi come la Spagna, come la Grecia devono collaborare senz'altro di più. Penso che adesso mi pare che anche la von der Leyen abbia parlato con la nostra Meloni, perciò mi sembra che l'Europa sia più sensibile a questa problematica, cioè non lasciate sola l'Italia, ma anche gli altri paesi europei senz'altro devono collaborare e prendersi carico, perché non può essere solo l'Italia che è il ponte dove tutti arrivano e tutti sbarcano, o dalla Grecia o dalla Libia, degli altri paesi, perciò secondo me ci vuole più collaborazione dall'Europa. È un allarme, non so come possiamo gestire questa situazione. Se l'Europa non ci mette una mano sopra e un pensierino un po' più profondo, da noi poveretti arrivano solo da noi. Non ci sono altri posti dove vanno, in Bulgaria no, in Romania no, vengono qui in Italia. Quindi anche perché sanno che comunque non è gestibile niente di questa situazione. Arrivano bambini che non si sa che fine fanno, e quello è il problema più importante per me, i bambini.
E questi erano i bassanesi, al microfono di Alex Giuliano, misure molto severe prese a Cutro dal Consiglio dei Ministri con un decreto che è stato subito varato. Vediamo cosa ne dice il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il presidente della regione e candidato per il centrodestra Massimiliano Fedriga condivide in toto le parole espresse dalla Presidente del Consiglio e dal Ministro riguardo la lotta ai trafficanti di esseri umani. Ciò che accade nel Mediterraneo e ciò che anche in Friuli Venezia Giulia si continua a vivere, con flussi di migranti più o meno costanti dai Balcani, spesso celano le trame delle organizzazioni criminali che sfruttano le debolezze e la disperazione di donne e uomini. Il decreto non l'ho ancora visto, sicuramente però le parole del Presidente del Consiglio e del Ministro ieri mi sembrano assolutamente condivisibili, cioè la feroce lotta ai trafficanti di esseri umani. Alimentare le organizzazioni criminali consentendo loro di maltrattare esseri umani, prosegue Fedriga, equivale anche a foraggiare spesso il terrorismo internazionale e quindi minacciare la pace e la democrazia. Noi subiamo un'immigrazione irregolare che foraggia le organizzazioni criminali internazionali, che delle volte finanziano anche il terrorismo internazionale, e non fermare questa tratta vuol dire non soltanto subire l'immigrazione irregolare, ma vuol dire alimentare la criminalità internazionale. Servizio della nostra redazione di Tele4 a Trieste. Tra poco ci collegheremo col professor Francesco Pontelli per sentire che cosa sta succedendo dopo il crack della Silicon Valley Bank e il crollo delle borse. Milano ha perso il 4%, ma andiamo a Padova nel frattempo in diretta con Federico Fusetti, perché i commercianti sono sul sentiero di guerra per i bagni pubblici sporchi e impraticabili. Vediamo, a te la linea Federico. Sì, buongiorno da Padova, un tema che insomma a volte fa sorridere e invece è un tema delicato, importante e anche insomma di attualità per il centro storico. Siamo in Piazza delle Erbe, decine, direi centinaia di negozi, c'è il problema però dei bagni pubblici che non ci sono, o se ci sono veramente insufficienti. Se ne è accorta Wanda Pellizzari, che insomma sta veramente sensibilizzando un po' tutti i commercianti del centro su questo tema e ha scoperto che è un tema davvero molto sentito, a volte magari la pigrizia da parte dei commercianti di non attivarsi. E allora lei cosa ha fatto? Beh, non è che mi sono accorta ieri, magari è un problema annoso che va avanti da tanto tempo, l'abbiamo segnalato più volte. Beh, noi sappiamo benissimo, leggo la raccolta, che c'è scritto raccolta firme per sensibilizzare l'amministrazione comunale sul grave problema dei servizi igienici del nostro centro storico. Come è noto, perché è una cosa che tutti sappiamo, molti esercizi commerciali appunto del centro sono sprovvisti di bagni, soprattutto il salone e i mercati adiacenti degli ambulanti. La necessità di avere bagni pubblici è arcinota, abbiamo segnalato molte volte. Esiste un bagno in Piazza delle Erbe, la cui situazione igienico-sanitaria inaccettabile. Questa è la nostra non ne permette l'uso. Abbiamo trovato di tutto, droga, sporcizia, insomma l'erciume. È impossibile utilizzare un bagno di questo genere. Ce n'è un altro in via Pietro D'Abano che è meglio, che però ha degli orari insufficienti perché chiude il pomeriggio, talvolta magari anche la mattina, quindi insomma non è a pieno orario. E va da sé appunto che tutto questo sta creando gravi disagi al popolo, intanto di chi lavora, agli esercizi commerciali che sono vecchi, che non hanno il bagno, e poi anche ai turisti, e molti turisti poi adesso che siamo diventati finalmente Urspicta, è una città che viene visitata da migliaia di turisti. Ma perché dobbiamo offrire ai turisti una situazione igienico-sanitaria di questo genere? Sono costretti sempre ad andare ai bar, ma non è giusto, a parte che magari il turista può anche andare volentieri a bere il tè o il caffè, però qui abbiamo degli operatori che lavorano qui dentro, che hanno il diritto di andare. Parliamo di centinaia di persone. Avete già raccolto 200 firme, ma andate avanti. Sì, ma io ne ho raccolte 200 firme nel giro di una mattinata, ma mi continuano a dire Wanda, vieni, firmiamo anche noi, il problema è gravissimo, sembra, ma è gravissimo perché la gente ha bisogno di andare in bagno. Ecco, questa è la situazione. Certo. Abbiamo qui due commercianti. Allora, Valentina, è un tema vero questo? È un tema vero. Io tra l'altro sono una ragazza e spesso ho anche paura a scendere in questo bagno, anche per la gente che lo frequenta, che ormai non è più nessuno quasi di noi, perché appunto per i problemi di sporcizia, per la droga,
e spesso vado in quell'altro in via Pietro D'Abano, ma il lunedì ad esempio è chiuso e la sera chiude alle 7, noi il sabato siamo qua fino alle 8:30 o anche 9 spesso. Alla mattina apre alle 9 e noi alle 6:30, 7 siamo già qui. Abbiamo necessità a volte anche di andarci prima delle 9 ai servizi. Grazie. Andrea invece usa i bagni pubblici? Sì, uso per necessità. Lei lavora qui in piazza? Lavoro qui in piazza, sì, da diversi anni, per necessità uso, però già il fatto di doverli utilizzare, parlo da uomo, sui Vespasiani di 4, uno è funzionante, le luci non ci sono, cioè insomma io non ho paura di andare giù, ma perché sono 2 metri per 100 kg, però sì, oggettivamente quello che diceva Valentina è veritiero, cioè l'ambiente non è dei più sani né da un punto di vista di igiene né anche di frequentazioni, quindi ed è a pagamento. Ed è a pagamento, come dicevo prima, cioè uno che deve andare in bagno 4-5 volte nell'arco della giornata alla fine diventa anche oneroso, perché spendere 3 euro per un commerciante che lavora qui, vive qui, 3 euro al giorno per X giorni sono tanti soldi per un servizio che dovrebbe essere gratuito, almeno per quanto riguarda i lavoratori qui del centro. Però è una battaglia che da anni non trova una soluzione, quindi io confido nell'operato della signora Wanda che insomma riesca poi a sbloccare questa situazione. Insomma. Grazie Andrea. Beh, conoscendo Wanda sicuramente questa battaglia non si fermerà. Grazie a Wanda Pellizzari, Valentina, Andrea. Da Piazza delle Erbe restituisco la linea allo studio. Grazie a te Federico Fusetti dal centro di Padova. E passiamo alle aggressioni che subiscono i medici e il personale sanitario del Veneto. In provincia di Treviso, pensate, 400 aggressioni fisiche e verbali nei confronti di medici ed infermieri e ovviamente l'USL della Marca Trevigiana sta cercando di correre ai ripari. Sentiamo cosa dice il direttore generale Francesco Benazzi. Noi abbiamo 480 casi di aggressione, di cui una ventina fisiche. Schiaffi, spintoni, calci sono allarmanti i dati relativi alle violenze negli ospedali resi noti dal direttore generale dell'ULSS 2 in occasione della giornata nazionale contro la violenza nei confronti del personale sanitario. La tensione in ambulatori e corsie è cresciuta notevolmente soprattutto nel corso del 2022 e quando anche non si arriva alle mani sono molto frequenti i casi di aggressioni verbali, più di 450. Noi con il nostro responsabile della sicurezza, della protezione e sicurezza, abbiamo attivato un sistema di rilevazione che credo sia tra i più avanzati che abbiamo in Italia, per cui noi veramente riusciamo a rilevare tutti i casi, anche il caso dove l'utente alza la voce e dice una parolaccia, perché anche questa diventa sostanzialmente una violenza verbale. Noi comprendiamo anche il fatto che effettivamente, come sono stanchi i nostri operatori, anche gli utenti lo siano, però sappiamo benissimo che queste situazioni vanno stigmatizzate e vanno portate all'attenzione perché non sono giuste, non sono corrette. La Regione sta potenziando il piano per garantire la presenza della polizia negli ospedali. In alcune strutture della Marca c'è già, ma si sta valutando con la Prefettura la possibilità di aumentarne la presenza. Già c'è per un orario dalle 8 fino alle 14 a Treviso e a Conegliano, c'è il posto di polizia. Non lo abbiamo a Montebelluna, non c'è a Vittorio Veneto, non c'è a Castelfranco e non c'è ad Oderzo. L'ULSS ha comunque attivato la presenza di vigilantes. Che ovviamente sono che noi mettiamo all'interno di presidi ospedalieri che servono da deterrente nel caso in cui dovessero succedere queste situazioni. Per l'ospedale di Montebelluna c'è anche una collaborazione con l'Associazione dei Carabinieri in Congedo. L'altro fronte sul quale si sta lavorando nell'ULSS 2 è quello dei corsi rivolti al personale, soprattutto quello che opera in prima linea come il pronto soccorso. Sono i corsi per il personale, per la gestione delle conflittualità, perché è sostanziale quando c'è una persona che aggredisce avere la capacità di detendere questa aggressione, avere la capacità di tenere alla giusta distanza la persona che sta aggredendo, perché in questo modo non ci potrebbero essere episodi ovviamente di violenza anche fisica. E in regia questa mattina Francesco Ceron con Alberto Pivetta. Vediamo anche i controlli dei NAS, dei carabinieri nel territorio dell'Alta Padovana, sempre sul versante della sanità. È stato scoperto un centro medico
abusivo. Vediamo. Mancavano tutte le autorizzazioni per svolgere prestazioni di fisioterapia. Blitz dei carabinieri del NAS in un centro medico di San Martino di Lupari. La struttura, con tutti i suoi macchinari, è stata sequestrata. Nel poliambulatorio venivano svolte fisioterapie e riabilitazione, ma il titolare non aveva le autorizzazioni necessarie per poter aprire il centro medico. All'interno i carabinieri del NAS hanno trovato attrezzature e apparecchiature elettromedicali per un valore di 200.000 euro. Anche il sindaco del comune dove si trova il centro medico è stato informato della violazione, visto che era molto conosciuto in paese. Lo studio ha aperto 10 anni fa, mentre 2 anni fa c'è stato il cambio di gestione. E sabato mattina eravamo in diretta al Centro Congressi Santa Caterina di Treviso perché si parlava dei costi della giustizia in un convegno organizzato di Confartigianato. Ospite d'onore il ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio, che ha rassicurato i presenti e ha detto sono previsti per gli organici dei tribunali, che sono un po' la causa della lentezza della giustizia. Una delle cause, sono previsti nuovi arrivi. Vediamo. Maggio ci sarà il progetto di riforma penale civile? Sì, entro maggio lo presentiamo. È solo una delle tante novità che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha portato all'incontro trevigiano con gli artigiani del Veneto. Quasi 2 ore di fronte ad un auditorium Santa Caterina affollato ed attento per un confronto con i presidenti di Confartigianato del Veneto e di Treviso, moderato dal nostro direttore Luigi Bacialli. Il tema verteva soprattutto sulla riforma della giustizia amministrativa, dove il ministro ha ammesso lentezze e lacune, ma anche un difetto quasi strutturale, ovvero troppe leggi. Ne ha contate oltre 250.000, 10 volte più della media europea, molte volte contraddittorie tra loro. Rievoco sempre il detto di Tacito, corruptissima repubblica plurime leges. Più la repubblica è corrotta e più sforna leggi. Più leggi ci sono e più la repubblica si corrompe. Ecco perché è importante riformare gli ordinamenti dal penale all'amministrativo e in contemporanea rinforzare la macchina giudicante. E qui il ministro punta più sui funzionari che sui nuovi magistrati, perché alla fine sono loro che sono i veri ingranaggi della giustizia italiana e veneta. Sono 45 per ora, ma sicuramente ne arriveranno di più. Ministro che auspica anche dei risparmi da reinvestire su procure e tribunali, primo tra tutti il costo delle intercettazioni telefoniche, che dovrà avere un tetto ben preciso. Le spese per le intercettazioni sfuggono invece a qualsiasi controllo preventivo. È di oggi la notizia che un tribunale italiano nemmeno tanto grande ha speso, anzi una procura ha speso 4 milioni di euro per alcuni anni di indagine con intercettazioni che non sono approdate assolutamente a nulla, e questo secondo me è uno spreco. Presto partiranno anche 3 concorsi per nuovi magistrati con tempi di assegnazione ben inferiori rispetto ai 4 anni attuali. Ministro che non si è sottratto anche all'analisi sul tema migranti. È il codice dei crimini contro l'umanità. Chiara la posizione anche sul caso Cospito e il regime 41 bis. Non si può pensare a un 41 bis di serie A per i mafiosi e a un 41 bis di serie B per gli altri. Più tiepida la risposta infine sul caso Tassitani e la lettera della consigliera regionale Silvia Rizzotto, che ha chiesto al ministro di intervenire sui permessi premio all'omicida Michele Fusaro. Non possiamo aprire, come si dice, un fascicolo in base a un articolo di stampa. Non credo sia arrivata in questi giorni, sicuramente arriverà a breve e naturalmente a quel momento sarà presa in dovuta considerazione. Servizio di Lucio Zanato, restiamo a Treviso perché proprio negli studi della nostra Antenna 3 è scoppiata una bufera in seguito a dichiarazioni dell'avvocato Fabio Crea sulla mancanza di sicurezza a Treviso. Ha subito reagito il sindaco Mario Conte. Sentiamo cosa poi ha detto il coordinatore dei Fratelli d'Italia e parlamentare Luca De Carlo. Beh, credo che Fratelli d'Italia abbia dimostrato sempre che la parola lealtà è nel suo DNA, quindi non c'è nessun tentativo di essere critici nei confronti dell'amministrazione. Conta semplicemente aver messo in un programma di centrodestra attenzione alla sicurezza, credo sia un fatto assolutamente naturale, che tra l'altro accomuna sia noi che la Lega in ogni dove si candida assieme.
Leali, ma non per questo silenziosi, perlomeno su un tema cruciale come quello della sicurezza. Sulle tensioni tra meloniani e Lega interviene anche il numero uno dei primi, Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale. I toni sono concilianti, ma nessun dietrofront. Era stato l'avvocato trevigiano Fabio Crea, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, ad accendere la miccia della polemica nel corso della nostra diretta di venerdì. Vi assicuro, sia come residente come esponente di Fratelli d'Italia, che un problema di criminalità c'è in questo periodo, come c'era nel momento in cui governava il centrosinistra Manilbo. Parole che non sono piaciute a Mario Conte e al centro di un confronto immediato con il coordinatore provinciale Giuseppe Montuori. Certo, se a Roma o Venezia l'alleanza appare blindata, lo è meno nei comuni della Marca al voto. Escluse Treviso e San Biagio, Lega e Fratelli d'Italia potrebbero correre separati da Vedelago a Nervesa. Stiamo dialogando in tutti i comuni della Marca per cercare di trovare la quadra, sapendo che il nostro principale obiettivo è tenere il centrodestra unito. Laddove non riusciamo, perché sappiamo che in tanti comuni magari ci sono più frizioni personali o personalistiche rispetto a interessi generali dei partiti, cercheremo di trovare il sistema per correre magari ciascuno con il proprio simbolo, ma credo che questo sia un fatto quasi naturale. Noi però perseguiamo assolutamente l'obiettivo e cerchiamo di ottenere il risultato di avere sempre e ovunque un centrodestra unito. Ove non è possibile, ognuno trarrà le proprie conseguenze. La campagna elettorale ovviamente è partita e le elezioni comunali saranno, come sapete, il 14 e 15 maggio. Ieri c'è stato il via ufficiale del sindaco uscente Francesco Rucco a Vicenza, che è il candidato del centrodestra. Ha incontrato i cittadini a San Pietro in Trigogna, in questa frazione. Vediamo. Parte dalla periferia Francesco Rucco, da un luogo identitario del territorio vicentino, per lanciare i 2 mesi di campagna elettorale, quando il 14 e 15 maggio la città sarà chiamata al voto. Scelta simbolica e rappresentativa del rilancio dei quartieri cuore pulsante della comunità, San Pietro in Trigogna e Debba, con il ponte provvisorio in arrivo che permetterà di ripristinare la viabilità durante il restauro del ponte storico. La città non è solo centro storico, sono i quartieri del territorio dove ci sono problemi quotidiani, dove abbiamo cercato in questo caso di affrontare un tema come quello dei ponti di Debba dando risposte concrete. Da un lato una nuova viabilità con i futuri ponti di Debba che risolveranno un problema di traffico importante, dall'altra una lavorazione sui ponti di ristrutturazione che sono quelli storici che hanno avuto un problema statico che ha portato alla chiusura e che nel mese di maggio contiamo di riaprire con il progetto esecutivo che porteremo in giunta nelle prossime ore. Così il sindaco uscente, candidato civico del centrodestra, parla al territorio in termini di soluzioni e continuità ad un percorso di opere realizzate e da realizzare, guardando ai finanziamenti del PNRR che riguardano dalle scuole al sociale, dalla rigenerazione urbana agli impianti sportivi e per la gestione dei rifiuti. Mettere a terra degli investimenti del PNRR su tutta la città, oltre 60 milioni di investimenti e oltre 77 interventi progettuali che verranno realizzati e poi semplicemente dare a Vicenza una ripartenza che è già iniziata, che vogliamo completare perché Vicenza ha sofferto molto una fase emergenziale, prima l'alluvione, poi la pandemia, poi la guerra, la crisi economico e sociale. Siamo nelle condizioni di poter garantire un'amministrazione seria che dia risposte concrete. E nei prossimi giorni è previsto l'arrivo del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che sarà a Vicenza per far luce sulla variante SP46 e sulla TAV. Allora, vediamo cosa è successo in Veneto sul versante economico. Il Veneto ha speso il 90% dei fondi che sono stati messi a disposizione in questo settennato dall'Europa, fondi europei. Quindi se entro fine anno non si spenderanno gli ultimi 71 milioni si rischia di perderli. Sarebbe veramente oltre il danno anche la beffa, ma in altre zone d'Italia, consoliamoci, va molto peggio. Sentiamo cosa ci dice Filippo Fois.
Alla fine dell'anno mancano poco più di 9 mesi e dentro quella data il nostro paese rischia di perdere quasi 30 miliardi di euro di finanziamenti europei se non sarà in grado di spenderli. A lanciare l'allarme l'ufficio studi della CGIA di Mestre, secondo il quale dei 64 miliardi e 800 milioni di euro di fondi europei di coesione messi a disposizione dell'Italia nel periodo 2014-2020, la spesa certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35 miliardi, pari al 54% del totale. Entro la scadenza di attuazione di questo settennato, quindi, il 31 dicembre, dobbiamo spendere i restanti 30 miliardi, pari al 46 della quota totale, di cui 10 di cofinanziamento nazionale. Nel Veneto la situazione non presenta criticità, ma nel resto del paese le cose stanno diversamente. Nel Mezzogiorno, ad esempio, sono a rischio molti fondi di coesione europei, ma anche le risorse del PNRR. In un momento in cui gli investimenti pubblici scarseggiano, sarebbe un delitto non riuscire a mettere a terra tutti i soldi che ci sono stati stanziati dall'Europa. Il Veneto ha speso quasi il 90% delle risorse, rimangono da spendere 71 milioni. Ma fatto salvo che le due regioni che hanno già utilizzato maggiormente le risorse europee sono Lazio e Molise, le amministrazioni che appaiono più in difficoltà si trovano nel Mezzogiorno. La Sicilia deve spendere quasi 1,5 miliardi, la Campania 1 miliardo e quasi 300 milioni. Chi al sud si oppone alla riforma dell'autonomia dovrebbe riflettere seriamente, perché alcune regioni invece chiedono di gestire in prima persona molte funzioni e altrettante competenze. Allora siamo collegati telefonicamente, lo ringraziamo, col professor Francesco Pontelli, perché la notizia che apre tutti i giornali online oggi è quella del crollo delle borse europee, in particolare Milano meno 4% in seguito al crack della Silicon Valley Bank. Cosa sta succedendo, professore? Buongiorno dottor Bazzalli, a lei e ai suoi telespettatori. Chiedo scusa per il livello della voce, ma comunque perché sono in auto. Diciamo, allora, la situazione era stata ampiamente prevista dai principali organi finanziari nelle ultime 48 ore ed è legata al fatto appunto che una banca specifica legata al finanziamento delle start-up ad alta tecnologia statunitense, con l'aumento dei tassi di interesse e con la crisi congenita del mondo dell'high tech, non dimentichiamoci, tanto Facebook quanto altri network stanno licenziando migliaia di persone perché la crescita non è più automatica, automaticamente questa banca si è trovata nella difficoltà di sostenere i costi del denaro in continua crescita per la politica della Fed. Questo ha provocato la sola idea di una propria difficoltà, ha portato ad un calo del 60% prima, del 40% dopo dei titoli in borsa e soprattutto ha portato tutti i risparmiatori alla corsa agli sportelli della banca per ritirare i propri risparmi. Si rischia una situazione come quella di Lehman Brothers, addirittura c'è chi evoca quella catastrofe. Allora, le similitudini sono molte perché in effetti queste due crisi vengono dopo dei grandissimi periodi di finanza felice con l'iniezione di risorse finanziarie a costo quasi zero grazie alle politiche espansive della Fed e della BCE. La differenza rispetto alla crisi subprime è l'atteggiamento appunto dello Stato americano, il quale nella notte ha assicurato tutti i depositi presso questa banca e quelle ad essa collegata per evitare appunto il panico tra i risparmiatori. Certo la situazione è molto difficile, soprattutto perché noi siamo di fronte ad una crisi di sistema, nel senso che abbiamo una banca specifica, tecnica, potremmo definirla quasi una banca regionale per portarla in un ambito europeo, la quale ha minori vincoli per quanto riguarda le garanzie patrimoniali rispetto a quelle nazionali ed internazionali. Però agendo in un mercato internazionale automaticamente una sua crisi determinerebbe inevitabilmente la crisi anche di grossi colossi internazionali. Questo purtroppo succede perché con una politica monetaria attuale appunto molto restrittiva, finalizzata soprattutto a combattere l'inflazione che purtroppo si sta rivelando un problema non secondario e soprattutto
di difficile soluzione e evidentemente tutte le banche esposte trovano il costo del denaro molto più alto e quindi possono andare in crisi, specialmente quelle che non hanno garanzie patrimoniali e soprattutto quelle che hanno depositi non assicurati. Purtroppo il problema è anche questo, per cui è una situazione abbastanza critica. Però devo dire che guardando l'andamento della borsa avevamo raggiunto in mattinata anche un meno 3,34%, adesso l'ultima volta che ho visto era meno 3,75%. Non dimentichiamoci tra l'altro che il 70% delle transazioni viene gestito dai computer, per cui anche queste vendite avvengono in automatico, perché noi abbiamo deciso, sciagurate a quella classe dirigente finanziaria che ha demandato ai computer buona parte delle transazioni finanziarie sulla base di algoritmi. Professore, la ringraziamo molto per essere stato con noi, a presto anche. Buona giornata, arrivederci, buon lavoro a tutti. Grazie, arrivederci professor Pontelli. Andiamo in pubblicità e poi torniamo di nuovo con tanta cronaca, avremo anche ospiti poi nella parte dell'approfondimento, Nicolò Rocco, candidato sindaco di Treviso, e Giovanni Battista Mestrinera, ex sindaco di Scorzè. Pubblicità. Di nuovo in diretta con Focus TG, in regia Francesco Ceron con Alberto Pivetta questa mattina. Vediamo il servizio da Bassano del Grappa sulle ispezioni della Regione alle strutture dell'ISAC. Parliamo di case di riposo, lo rivela il sindaco di Bassano, Elena Pavan, a quasi 2 settimane dal Consiglio Comunale, da quale è emersa la volontà di voltare pagina con le case di riposo e la sfiducia al Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione che non vuole dare forfait. Vediamo. Sono passate quasi 2 settimane da quando il Consiglio Comunale, in modo praticamente ecumenico, ha sancito la volontà della città di superare l'attuale situazione delle case di riposo, ma delle dimissioni del CDA dell'ISAC non c'è traccia. E l'amministrazione si trova bloccata in attesa degli eventi, anche se la sindaca rivela l'avvio di ispezioni regionali nelle strutture gestite proprio dall'ISAC. Abbiamo le mani legate, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto appello alla Regione, credo che la Regione abbia intrapreso qualche iniziativa di carattere ispettivo e vediamo quale sarà l'esito. Il sindaco rivela anche un impegno preso da alcuni componenti che sono rimasti nel Consiglio di amministrazione, la cui scadenza non dovrebbe essere molto lontana. Questo silenzio lascia attoniti da parte dei membri superstiti del CDA. Alcuni consiglieri avevano dichiarato che si sarebbero dimessi una volta approvato il bilancio e una volta inaugurato il nucleo demenza all'interno di ISAC. Aspettiamo questa data e poi stiamo a vedere se questi consiglieri sono di parola. Vale la pena a questo proposito rivedere l'intervista al presidente del CDA andata in onda sul TG Bassano del 24 febbraio. Noi nel 2027 ci scade il contratto di comodato, non possiamo attendere. Già abbiamo fatto notevoli investimenti per quello che riguarda il nuovo reparto del nucleo demenze allo Sturm e adesso ci avventureremo a costruire una nuova ala. Investimento stimato, immagino, dai 12-13 milioni di euro. Eppure il consigliere di amministrazione Pino Balestrieri aveva ribadito in seguito la volontà del CDA di tirare dritto. Con queste premesse la valutazione della situazione è molto complicata. L'unica conferma è quella di un braccio di ferro, di una guerra di posizione. Ma la storia insegna che fra 2 trincee contrapposte resta una terra di nessuno. Tra poco avremo qui in studio Giovanni Battista Mestrinera, ex sindaco di Scorzè, Nicolò Rocco, candidato sindaco di Treviso, e vedremo di capire cosa sta succedendo sul fronte della siccità, la mancanza d'acqua, le prossime ordinanze di regione e sindaci per razionare l'acqua. Ma intanto vediamo un altro problema di cui si parla poco, e cioè quello dei danni provocati alle aziende dalla viaria. Vediamo. L'ultimo focolaio di influenza aviaria a Volpago del Montello era il 22 ottobre. I polli erano stati contagiati da uccelli migratori, cigni, germano reale, oca selvatica, gabbiani. Sono i volatili selvatici in cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha trovato tracce del famigerato virus H5N1. Focolaio dimezzato quest'anno grazie alle misure di prevenzione messe in atto a partire dalla sorveglianza. Purtroppo molte aree umide che sono
dal punto di vista naturalistico dei gioielli, ma in qualche modo attirano migliaia di uccelli selvatici potenzialmente infetti, sono molto vicine anche alle aree dove ci sono tanti allevamenti. E questo è il motivo per cui in Italia, e soprattutto nel nord-est e in Veneto in particolare, abbiamo periodicamente tanti casi. Grazie alla prevenzione 2023 i focolai sono stati 1/10 rispetto allo stesso periodo del 2022. Si fanno dei controlli periodici in alcune categorie più a rischio, come i tacchini da carne o le vaiole, per controllare se gli animali non hanno dei sintomi che possono essere sospetti, e quindi si fanno sia visite cliniche da parte delle ASL sia campioni per individuare la malattia anche all'inizio. I dispositivi che indicano le misure di sicurezza più stringenti quando si verificano casi nei paesi vicini vengono subito comunicati agli allevatori. Coldiretti riferisce che in Veneto lo scorso anno i danni dell'aviaria sono stati calcolati in 100 milioni. Agli allevatori che si sono dovuti fermare è arrivata di recente la prima tranche di aiuti per il 2020. Sicuramente non è facile, perché sì, appunto i rincari energetici stanno veramente mettendo a dura prova gli allevamenti che stanno lavorando, perché questo è il problema, poi non tutti stanno lavorando, perché abbiamo questa ripartenza purtroppo a singhiozzo pure lenta, perché appunto non ci sono i pulcini per tutti, oppure si è appena chiusa la zona di sorveglianza, per cui gli allevamenti che sono in determinata zona, che magari hanno avuto l'ultimo focolaio, possono ripartire in questo momento. Un settore che solo in Veneto copre il 40% della produzione nazionale. Davvero le imprese in grande difficoltà per i costi energetici, e proprio sull'emergenza ambientale ci si sofferma fortunatamente di più oggi rispetto ad altri anni in cui c'era molta meno sensibilità. Vediamo sull'emergenza ambientale quali sono i programmi di Giacomo Possamai, che è il candidato sindaco a Vicenza per il Partito Democratico. Un piano per l'ambiente, quello che propone il candidato sindaco alle amministrative per Vicenza Giacomo Possamai. Piano che tra gli obiettivi punta a dimezzare i livelli di inquinamento dell'aria per i valori di PM10, ridurre la dispersione idrica e raggiungere un livello di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili pari al 100% del fabbisogno domestico complessivo. Una possibilità che passa attraverso la spinta verso le comunità energetiche, spiega il capogruppo del PD in Consiglio regionale, che vorrebbe affidare all'assessore competente anche una delega ad hoc. Le comunità energetiche consentiranno ai cittadini di risparmiare sull'energia elettrica, che ormai è pesantissima per i costi delle famiglie, ma soprattutto ci consentiranno di produrre energia in maniera sostenibile, quindi di inquinare di meno. L'idea è di mettere insieme la produzione di energia, per esempio dai pannelli fotovoltaici, con il consumo, mettere insieme pubblico e privato e consentire di risparmiare facendo del bene all'ambiente. Tra i punti elencati per il superamento dell'emergenza ambientale, il tema dell'estensione del riscaldamento, ancora quello della forestazione. Gli alberi sono sempre più importanti, non soltanto perché le nostre città sono sempre più calde, quindi avere zone d'ombra è importantissimo, ma anche perché alcuni tipi di alberi sono importantissimi per catturare gli inquinanti e quindi per migliorare la qualità delle nostre aree. Noi pianteremo 100.000 alberi nei prossimi 5 anni, è un obiettivo credibile, tante città ci sono riuscite e lo faremo anche noi. Saluto e ringrazio qui in studio Giovanni Battista Mestriner, ex sindaco di Scorzè. Buongiorno Mestriner. Buongiorno. Grazie, bentornato. Noi di solito ci vediamo a Focus la sera, ma ogni tanto ci vediamo anche. Ci svegliamo anche un po' prima. Ci svegliamo anche un po' prima. E dovremmo avere collegato da Treviso, non lo abbiamo ancora, ma dovremmo averlo tra poco, Nicolò Rocco, candidato sindaco a Treviso con Azione. Allora, il titolo di questa parte, Mestriner, è quello sull'allarme siccità. È giusto razionare l'acqua, ci chiediamo, moltissimi cittadini chiamano e dicono: ma è davvero indispensabile andare verso un razionamento dell'acqua potabile, così come era già accaduto in altre fasi? Adesso probabilmente dovrebbe riprendere a piovere, perché interrompere l'acqua? Cosa ne pensa, Sindaco?
Allora, che noi abbiamo una cultura un po' di spreco sull'acqua, questo è vero, nel senso che siccome siamo sopra un territorio che di acqua ne ha tantissima, ai tempi di chiare, fresche, dolci acque, quindi noi non siamo abituati a risparmiare molto l'acqua e finora non ha neanche avuto tanto senso, perché appunto abbiamo una gran risorsa. Tenete presente che quando si dice razionalizziamo l'acqua ci sono poi anche delle conseguenze da tenere presente. Per esempio ci sono ancora comuni, per esempio nel Trevigiano ce ne sono parecchi, che non hanno 1 metro di fognatura e quindi hanno le vasche IMOF, scaricano sui fossi, occorre ci sia ricambio dell'acqua nei fossi, altrimenti si rischiano conseguenze negative dall'altro punto di vista. Però insomma diciamo se portiamo avanti una cultura di non tanto razionamento quanto di consapevolezza di risparmio per gli usi civili, questa è una cosa importante e comunque una cosa che fa bene. Poi la valutazione di quanto arrivare con queste ordinanze, e questo per carità ci sono i tecnici, c'è la regione, non credo francamente che ci sia la volontà di fare qualcosa in più rispetto al necessario. Le situazioni ci dicono che sono preoccupanti da tanti segnali, quindi per carità se poi piove le cose verranno riviste. Credo che dobbiamo prenderla diciamo più che come un'imposizione, come una sana trasformazione dei nostri modi anche di procedere, per cui insomma se si può risparmiare qualcosa in termini di acqua potabile la cosa è sicuramente da portare avanti. Poi non fare, ecco, una cosa però, non fare ragionamenti troppo drastici, troppo drammatici, troppo, cioè insomma perché ecco il rischio dall'altra parte qual è? Che passiamo da emergenza a emergenza, c'è un'emergenza per una roba, un'emergenza per l'altra e quindi fare dopo di ragionamenti che il litro d'acqua chissà cosa succede, insomma esatto. non facciamoci prendere dal calma e gesso, insomma no. D'altra parte siamo stati anche abituati, ormai siamo abituati a risparmiare sul riscaldamento, credo che tutti in qualche modo spengano le luci, cerchino di risparmiare sull'acqua calda. Insomma, vediamo, prima di andare intanto saluto Nicolò Rocco che è collegato da Treviso. Buongiorno Rocco, grazie anche a lei. Buongiorno, grazie direttore. Grazie. Nicolò Rocco, candidato sindaco di Treviso alle prossime amministrative del 14 e 15 maggio. Vediamo però un servizio anzi un collegamento, dovremmo essere collegati con Daniele Garbin che è andato nel Basso Vicentino per vedere proprio toccare con mano la gravità della siccità nelle zone agricole. Vediamo se è collegato. A te la linea, Daniele. Sì, buongiorno, ci troviamo a Sossano e in questo momento parliamo di emergenza idrica. In questo punto siamo nella Liona, un canale che dimostrerà proprio quanto si è abbassato il livello. Siamo in compagnia del presidente del Consorzio Alta Pianura Veneta, Silvio Parise, e ci dice com'è la situazione. Allora, la situazione a oggi, questo vedete come ha detto lei prima, la Liona, che è un fiume praticamente che vive di risorgive, oggi siamo al 70% in meno dell'anno scorso. Questo vuol dire che noi dovremo affrontare una stagione irrigua già in emergenza prima di cominciarla. Non so come andremo a finire se il tempo non cambia e questo ci mette veramente in grande preoccupazione. La situazione è molto drammatica perché adesso noi abbiamo qua davanti anche un scarico da parte dell'Ebbe, abbiamo inaugurato la settimana scorsa il rifacimento completo, era presente il ministro Salvini dove ci ha promesso e ha detto quello che lei ha anticipato prima con il nostro governatore Zaia, ma anche lì l'Adige è in situazioni veramente drammatiche, quindi non so quanta acqua riusciremo a mettere dentro per dare possibilità ai nostri agricoltori di utilizzare quest'acqua per fare derrate alimentari. Ricordo che quando noi andiamo a mangiare questa sera, ci sediamo attorno a un tavolo, noi produciamo dei prodotti agricoli che vengono dall'acqua, sono fatti con l'acqua, quindi non è che noi sto qua a fare questo grido d'allarme, però in tutti i processi produttivi magari prima dove l'utilizzo dell'acqua viene fatto e a oggi non è ancora calmierato,
speriamo che in qualche modo ci siano anche là. Grandi interventi che noi andremo a fare, diga di Meda, sembra che ci sia in questo momento una regia importante da parte di Roma, le cave di Giovincedo dove ci sono delle riserve dentro, dove ci facevano le periare praticamente le nostre cave di pietra bianca, stiamo mettendo con i nostri addetti delle sbarramenti temporanei anche dove c'è un po' d'acqua in questi corsi d'acqua per tenerla su in modo tale da avere anche della risorsa, dei bacini in linea. Stiamo mettendo in campo tutte quelle che sono le nostre esperienze per cercare di mitigare sempre di più questo problema che oggi è veramente drammatico. Intanto faccio vedere, invito l'operatore a far vedere le immagini del canale che è proprio drammatico, quanto è sceso il livello, soprattutto si parla di un'emergenza che non pare cambiare, no? In questo momento ci vorrebbe il triplo dell'acqua della media di 30 anni. Dice. Esatto, e anche una continuità nelle piogge, sembra che domani piova, ma credo che questo non possa fare quello che noi speriamo. Ecco, allora per il momento finisce qua, noi continuiamo il giro, ci porteremo a vedere, andremo a vedere, no, queste zone dove c'è questa carenza d'acqua. In questo momento allora rinvio l'appuntamento ai telespettatori a stasera al TG Vicenza, in questo momento restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Daniele Garbin. Nicolò Rocco, per fortuna in questi frangenti aumenta l'attenzione dei cittadini per i cambiamenti climatici. Sappiamo che ci sono scenari davvero apocalittici nei prossimi anni a causa dell'effetto serra, lo scioglimento dei ghiacciai, quindi si cerca di correre ai ripari, di evitare di diminuire le emissioni di anidride carbonica. Insomma, sappiamo di cosa sta succedendo. Secondo lei c'è una maggiore sensibilità anche da parte della politica e se dovesse diventare sindaco quale importanza attribuirebbe proprio all'ambiente e al contenimento dei costi? Diciamo che io vedo due fasi, nel senso che c'è una fase di lungo periodo sulla quale sicuramente c'è un'attenzione da parte della politica. Noi sappiamo che ci sono degli obiettivi di neutralità climatica, quindi di riduzione e neutralizzazione della CO2 tali da cercare di limitare il cambiamento climatico, che ormai è un fatto conclamato, è un fatto sotto gli occhi di tutti, però sappiamo che sono politiche di lungo periodo. Io penso per esempio che Treviso, ma non solo Treviso, insomma tutte le città che sono vicino a Padova debbano aggregarsi a Padova, che è stata selezionata come una delle 7 città italiane che hanno l'obiettivo di guidare proprio le città verso la neutralità climatica, quindi Padova è proprio nel progetto 2050, neutralità climatica verso il 2050, e sappiamo che lì non si tratta di un intervento che possono fare da soli i comuni, non possono fare da soli le amministrazioni, ma sono interventi congiunti, sono interventi di transizione ecologica, quindi cercare di andare verso delle fonti che non producano emissioni, cercare di andare verso anche una mobilità di tipo diverso. Però qui sono tutti, come dire, piani importanti da iniziare a fare oggi, ma sono piani di lungo periodo. Sull'emergenza invece che riguarda la siccità, la situazione è oggettivamente grave, nel senso che noi abbiamo avuto una siccità nel 2018 che poteva essere un fenomeno impattante ma limitato. L'abbiamo avuta l'anno scorso è stata una siccità molto grave, quest'anno siamo a dei livelli che sono peggiori rispetto a quelli dell'anno scorso, per vari fattori. Uno sicuramente è il tema, per quanto riguarda in particolare i nostri territori, è il tema dell'innalzamento delle temperature, perché chi fa da deposito idrico sono le montagne, e se lo zero termico si alza, e quest'anno è stato a 1600 metri, le montagne non fanno da deposito idrico, cioè da lì abbiamo in qualche modo la nostra riserva primaria. Cosa si può fare? Qualcosa si può fare, si può, al di là delle ordinanze che sono proprio l'estrema ratio, bisogna lavorare molto sull'infrastruttura. Noi fortunatamente in Veneto abbiamo un consorzio che è Viveracqua, che mette assieme tutti i gestori idrici del Veneto e oggettivamente ben lavora perché fanno dei piani, per esempio quelli sull'idrobond, che cercano di, attraverso la finanza, sensibilizzare il cittadino e la finanza stessa con gli investimenti sull'importanza delle reti.
Poi sicuramente ci sono degli sprechi, ma noi dobbiamo sempre ricordarci che per quanto si possano fare le limitazioni all'utilizzo dell'acqua da parte dei cittadini, la parte diciamo così civile dell'acquedottistica impatta sul 10-15% delle acque. Il resto sono acque utilizzate in agricoltura, abbiamo sentito il grido insomma verso delle infrastrutture che funzionino, al di là di probabilmente insomma anche qualche caso in cui anche in agricoltura l'acqua non viene utilizzata benissimo, ma nella nuova agricoltura c'è molta sensibilità su questo tema, e poi il resto sono acque diciamo così industriali. Però la rete è fondamentale, quindi la rete acquedottistica è il nostro più grande investimento sul far arrivare l'acqua, e oltre a farla arrivare anche sana, cioè la cosa importante è che sia un'acqua pulita. Ecco, quindi il razionamento dell'acqua, poi le fonti rinnovabili. Sindaco, cosa ne pensa? Fotovoltaico, eolico, verso quale futuro siamo? Ma io credo che ci siano delle grandi riflessioni da fare prima di agire in termini molto emotivi. Noi siamo un paese che agisce in termini molto emotivi. Facciamo un esempio proprio sul tema. Per tantissimi anni abbiamo finanziato per esempio la produzione di energia con le biomasse, perché così si ricorreva meno alle componenti fossili e quindi così si rispettava la CO2. Tranne poi scoprire che uno dei più grandi problemi che abbiamo in pianura padana è il problema delle polveri sottili. Quindi noi non abbiamo solo il problema dell'anidride carbonica, che è un problema mondiale. Noi in pianura padana, più che il problema dell'anidride carbonica, abbiamo il problema delle polveri sottili. Quindi abbiamo scoperto che tutti i finanziamenti che abbiamo dato per le biomasse, per i famosi pellet, per le stufe a pellet, per gli impianti di produzione dove bruciano pellet, sono soldi che fanno male alla nostra salute. E adesso, dopo molto tempo, arriviamo a dire no, dobbiamo far spegnere le stufe dei privati che si scaldano a legna perché non vanno bene. Quindi prima di fare delle operazioni con questo Green Deal, no, che sta andando avanti, per cui dobbiamo fare tutta una politica verde, pensiamoci molto bene a quello che stiamo facendo, anche perché l'Italia e l'Europa pesano sull'inquinamento mondiale ormai molto poco. Cina e India stanno pesando tantissimo e lì non c'è nessuna capacità e nessuna volontà di fare una svolta verde. Questo non significa che noi si debba continuare ad inquinare, però significa fare le cose che hanno un senso, perché mettere in discussione la nostra capacità produttiva, mettere in discussione per esempio i motori a diesel rispetto ai motori elettrici, in questo momento è darsi la zappa sui piedi, ed è un ragionamento ideologico che l'Europa sta facendo e che dobbiamo in qualche modo cercare di contrastare. Questo poi si riverbera poi in tante cose, anche sull'acqua. Noi abbiamo oggi per esempio una delle fonti rinnovabili che è ritenuta più forte è l'idroelettrico. Benissimo, noi sappiamo che l'acqua usata per l'idroelettrico per tanti motivi è in contrasto con l'utilizzo dell'acqua in agricoltura nelle nostre zone. La grande battaglia dei consorzi di bonifica con i gestori idroelettrici sta proprio nel fatto che d'estate, l'anno scorso per esempio è successo, l'agricoltura aveva bisogno di acqua contenuta nei grandi bacini che però non venivano rilasciati perché dovevano alimentare l'idroelettrico. Quindi dobbiamo fare una politica locale che sia dentro sì una situazione nazionale, una situazione mondiale dove dobbiamo cercare di combattere le emissioni di CO2, però dobbiamo essere anche con la capacità di gestire queste cose in maniera seria, e questo probabilmente un po' manca perché siamo purtroppo troppo emotivi nelle scelte, per cui è o tutto bianco o tutto nero, e quindi adesso dobbiamo evitare qualsiasi possibilità di CO2 dappertutto. Calmi, stiamo calmi, ragioniamo per quello che abbiamo. Noi abbiamo un problema oggi di risorse idriche di superficie, non abbiamo per esempio un problema di risorse idriche sottoterra perché siamo sopra dei laghi di acqua che possono essere utilizzati, che vengono utilizzati anche dal punto di vista industriale, quindi dobbiamo dare le dimensioni delle cose. Allora, cultura sì, cultura del diciamo non spreco,
capacità di privilegiare l'agricoltura e le nostre agricolture rispetto alla produzione idroelettrica se serve, perché in questo momento è meglio produrre qualcosa in più nella nostra agricoltura e salvaguardare le aziende piuttosto che fissarci con la produzione di energia idroelettrica dai nostri bacini montani. E quindi se c'è questa capacità, allora sì, riusciamo a gestire bene le cose. Poi le infrastrutture che devono essere fatte, bacini che sono stati fatti dei bacini, per la verità, perché poi siamo simpatici, contro delle alluvioni, contro le alluvioni. Sì, e adesso invece le dobbiamo utilizzare invece per accumulo e riserva di acqua, ma sono situazioni che possono essere fatte. Solo io, secondo me, eviterei però questo clima continuo di emergenza, di ansia, di chissà cosa succede, di inferno, perché non è giustificato. Facciamo le cose per come si devono fare, sapendo che ci sono comunque delle situazioni di difficoltà che vanno gestite, ecco. Perfetto, allora vediamo agenti esterni come la siccità, ma anche i cinghiali che trasformano le campagne. Qui siamo a Padova, dove la CIA dice che bisognerà, molti agricoltori dovranno trovare delle colture, per esempio, alternative al mais. No? Questa è un'altra ovviamente faccia della medaglia. Vediamo. Siccità e cinghiali cambiano il volto della campagna padovana. La semina del mais, infatti, quest'anno si ridurrà del 60%, soprattutto nell'area della Bassa Padovana. Cambiano quindi le colture per adeguarsi ai cambiamenti a cui è sottoposto il territorio. Anche quest'anno la siccità prevede una primavera e un'estate estremamente difficile per il settore agricolo. Le colture stanno cambiando, abbiamo fatto un'analisi dei nostri soci della provincia di Padova, nella zona della Bassa Padovana, e ci hanno segnalato tutti una riduzione delle colture estive, quindi del mais, e un aumento della semina rispetto al grano turco. Altre colture che verranno messe in campo saranno girasole e soia, determinando un cambiamento importante rispetto a quello che sono le tradizionali colture padovane. Quindi meno mais, più soia, che prevede meno apporto idrico. La necessità è quella di infrastrutture per contenere l'acqua. Da tempo, ad esempio, si parla delle banche dell'acqua e degli invasi che potrebbero risolvere la situazione. Il problema è che se ne parla e basta, e sono in molti a chiedersi che fine abbiano fatto i tanti progetti, come quello del Vanoi, fermi in regione da molto tempo. La questione dell'irrigazione, la questione dell'acqua in generale è una questione primaria, non solo per il settore primario, ma anche per quello che è il paesaggio della nostra pianura padana. Siamo abituati a vedere zone rigogliose di verde attorno ai fossi e quant'altro. Se non ci fosse il corretto apporto idrico, ci troveremo con una modifica estremamente radicale del nostro paesaggio. È importantissimo quindi agire subito. La Regione del Veneto si è finalmente attivata con uno studio per quanto riguarda le opere di invasi che abbiamo chiesto durante tutto l'anno scorso. È necessario fare presto e mettere subito a cantiere queste opere per garantire la corretta fornitura idrica al nostro settore. Allora, Nicolò Rocco, candidato sindaco a Vicenza, scusate, qui ormai facciamo confusione, a Treviso. Divago un attimo, Rocco, perché è scoppiata una bufera, con la bufera siamo sempre comunque in tema di ambiente in qualche modo, tra Fratelli d'Italia e Lega sulla sicurezza, no? Fabio Crea ad Antenna 3 ha detto che c'è un problema di sicurezza a Treviso, Mario Conte ha reagito in maniera molto stizzita. Cosa ne pensa su questo? No? Perché è un tema, la sicurezza è un tema della campagna elettorale in ogni caso. Penso che a Treviso ci sia, più che un problema di, chiamiamolo, criminalità o di grande sicurezza, ci sia oggettivamente una situazione difficile in alcuni quadranti della città, soprattutto il sabato pomeriggio, e è una situazione che coinvolge soprattutto i ragazzi, diciamo, più giovani, quindi gli adolescenti. Più che chiamarlo problema di sicurezza, lo vedo molto come un problema educativo, cioè un problema di prevenzione, però mi rendo conto che nel momento in cui si trovano 100-150 ragazzi che si danno appuntamento per organizzare delle risse, per bere, per magari fare dei giochi in cui addirittura giocano a guardie ladri con le forze dell'ordine,
questa situazione diventi veramente fastidiosa e difficile per tante famiglie, per tanti residenti, addirittura per alcuni commercianti. Io sono stato a incontrarli uno ad uno perché ci sono alcuni negozi, alcuni bar che hanno deciso di chiudere. Detto questo, quando il sindaco ha mandato la lettera, quando Mario Conte ha mandato la lettera per chiedere un patto educativo ai ministeri, penso che insomma buon senso volesse che tutti fossero d'accordo nel sostenere questo tipo di iniziativa. Dopodiché sicuramente lì un problema c'è. Tornando alla polemica tra il sindaco e Fratelli d'Italia, mi pare abbastanza evidente che ci sia una coalizione non coalizione, nel senso che il sindaco è espressione della Lega, avrà la sua civica, penso che mal sopporti questo accordo con Fratelli d'Italia e quindi questa polemica mi pare un po' strumentale a fare delle valutazioni pre-campagna elettorale. Noi sinceramente andiamo avanti con la nostra idea. Per quanto mi riguarda, come candidato sindaco, quando Mario Conte dice qualcosa di condivisibile, condivido quello che dice. Se lo fa il candidato della sinistra De Nardi va bene, insomma il problema della sicurezza rimarrà anche dopo il 15 maggio e bisognerà intervenire come sempre su due piani, un piano diciamo così preventivo ed educativo e un piano invece repressivo con ordinanze. Per esempio ho proposto l'ordinanza anti-alcol, che sicuramente sono contingenti, che sicuramente hanno un effetto limitato, però abbiamo visto nello storico, cioè in 10 anni di amministrazione, abbiamo visto che le ordinanze a volte sono degli strumenti che consentono alla polizia locale di intervenire. Anche perché non stiamo parlando di grande criminalità, ma stiamo parlando di situazioni che prevalentemente sono di disagio e chiaramente questo è uno strumento per poter intervenire subito nell'immediato. Dopodiché benissimo il patto educativo, benissimo gli psicologi nelle scuole. Forse nelle scuole dovrebbero andare anche le forze dell'ordine a fare iniziative di sensibilizzazione. Prendiamo in mano questa questione educativa giovanile che c'è, parlando con i ragazzi, ma rendendoci conto che una situazione problematica è ben presente, anche perché a volte manca proprio l'interlocutore che sono le famiglie. Bene, grazie molte Nicolò Rocco. Siamo passati dal razionamento dell'acqua alla sicurezza, ma era d'obbligo con un candidato sindaco di Treviso. Grazie molte a Giovanni Battista Mestrinera, ex sindaco di Scorzè. Grazie molte avvocato. Andiamo in pubblicità e poi vi facciamo vedere le notizie da Trieste che riguardano la riapertura dell'inchiesta per una bomber. Vediamo il titolo dei giornali, un titolo dei giornali, Francesco Ceron, lo vediamo subito, dal Gazzettino, eccolo qua, assegnato l'incarico ai periti, 90 giorni per analizzare i 10 reperti. Sentiremo anche una vittima, sono grata di essere arrivata fin qui. A tra poco, state con noi, grazie. E come vi avevamo detto, la Procura di Trieste ha fatto riaprire l'inchiesta su una bomber. Vediamo il titolo del piccolo. I periti avranno 90 giorni di tempo per analizzare 10 reperti con le nuove tecniche della polizia scientifica. È stata affidata la perizia dal giudice per le immagini preliminari, ma vediamo il servizio della nostra redazione di Trieste e c'è anche una delle vittime al microfono, vediamo. Due periti a caccia del DNA di una bomber. Il GIP del Tribunale di Trieste, Luigi Dainotti, in incidente probatorio, ha assegnato agli esperti della Procura l'incarico di esaminare le 10 prove repertate del caso che calamita l'attenzione del nord-est italiano sin dagli anni 90. 11 le persone iscritte al registro degli indagati. Il comandante dei RIS di Parma, colonnello Gianpietro Lago, e l'antropologa molecolare forense dell'Università di Firenze, Elena Pilli, sono i periti che hanno ricevuto l'incarico. Io e la professoressa Pilli abbiamo ricevuto un incarico per delle diagnosi, per accertamenti genetici su dei reperti che ovviamente riguardano diversi casi della vicenda che conoscete. Insomma, noi applicheremo tutte le tecnologie di ultima generazione, ma insomma, si vedrà. I 10 reperti che verranno passati al setaccio sono stati tutti catalogati tra il 2000 e il 2007. Dalla lista vengono esclusi gli ordigni degli anni 90 per avvenuta prescrizione. Saliva rinvenuta sul nastro adesivo usato per assemblare un ordigno fatto con un guscio d'uovo riempito di esplosivo, o anche i peli trovati dentro un tubo zincato all'interno del quale era stata inserita una barra filettata con incisioni per collocare i fili d'innesco. Questi
questi alcuni dei reperti dai quali i periti cercheranno di capire se è possibile estrarre del DNA certo. In garanzia il fatto che i reperti siano stati conservati senza contaminazioni dopo la clamorosa manipolazione del lamierino nel procedimento contro l'ingegnere Elvo Zornitta, arriva la rassicurazione del procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo. I reperti non sono stati toccati da nessuno. Il giornalista poi ha toccato soltanto l'involucro esterno. I reperti sono assolutamente garantiti. I reati ancora perseguibili perché non andati in prescrizione sono 4. La bomba del 2003 in tribunale a Pordenone, l'ordigno nell'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese di Portogruaro nel 2004, la bomba sotto il sellino della bicicletta del luglio 2005 e la trappola esplosiva ritrovata a Zoppola nel 2007. La prossima udienza è fissata per il 9 ottobre. Anche gli avvocati che rappresentano gli indagati hanno indicato i loro consulenti. È normale aver indicato un proprio consulente di parte per verificare il percorso che viene fatto, ma con assoluta serenità e senza che ci siano ragioni di conflittualità, perché non c'è nessun motivo perché ci siano ragioni di conflittualità. Noi abbiamo chiesto un'integrazione del quesito affinché vengano inclusi nell'esame anche tutti coloro i quali sono entrati in contatto con questi reperti, quantomeno quelli di cui abbiamo certezza, per cui anche i giornalisti che li hanno manipolati. E il giudice ha accolto questa integrazione da noi richiesta, quindi ha fissato, i periti poi hanno fissato l'inizio operazioni il prossimo 28 marzo, hanno preso 90 giorni per redigere la perizia, pertanto è stata fissata nuova udienza ad ottobre. Avremo stasera nei nostri telegiornali la testimonianza di una delle vittime. All'epoca era una bambina, fu ferita da un pennarello che raccolse sul greto del Piave, ricorderete. Grazie a tutti. Voglio ricordare che l'avvocato Maurizio Panizzi è stato un protagonista dell'inchiesta finora, perché era stato proprio lui a dimostrare che Elvo Zornitta sarebbe stato condannato ingiustamente a causa di un lamierino che era stato alterato da un funzionario di polizia. Grazie a tutti, grazie a Francesco Cerone, Alberto Pivetta e ci vediamo domani a mezzogiorno. Buona giornata.